Ed ora un estratto degli ultimi video realizzati in occasione della nomina dei 3 nuovi maestri artigiani. Per questo riconoscimento della Regione del Veneto, come abbiamo anticipato in precedenti puntate, è stato approvato il bando da 1,5 milioni di euro sostegno delle attività dei maestri artigiani veneti 2022 e il Cesar si è attivato per proporre dei corsi dedicati a chi volesse essere insignito di questo prestigioso titolo. Nel video che stiamo per mostrarvi possiamo vedere all'opera 3 parrucchieri di Marostica. I filmati integrali sono disponibili sul canale YouTube Confartigianato Imprese Vicenza. Sono Giovanni Lunardon, mi occupo di questa professione da 35 anni. La nostra attività è a Marostica, nasce negli anni 50, mio papà diventa titolare nel 66. Essendo figlio d'arte, grazie a lui, alla sua delicatezza e alla sua bravura, prima di farmi capire che questa poteva diventare la mia professione, mi ha fatto appassionare a questa attività. Ho deciso di diventare maestro artigiano per trasmettere la mia passione e l'esperienza che ho acquisita negli anni e per far capire quanto sia importante a non perdere il know-how del nostro mestiere, della manualità, del gusto e della raffinatezza di noi italiani. Sono Fabio Viero e sono titolare di un salone di barbiere a Marostica e siamo la 4ª generazione che fa questo mestiere. Abbiamo iniziato nel 1869, la passione si è tramandata di padre in figlio. La richiesta di diventare maestro artigiano è stato un processo naturale, in quanto sono stato maestro della scuola di acconciatura maschile per molti anni, di cui poi sono stato anche direttore per un'altra decina, e il fatto di diventare maestro artigiano è stata un'evoluzione naturale. Il passo più importante è coronare tutta una carriera di molti anni con questo passaggio. Mi chiamo Simone Tognato, faccio il parrucchiere, da 32 anni ho questa azienda a Marostica che si chiama Angel Star. Io ho voluto sempre fare questo lavoro, cioè io ce l'ho nel DNA, io sono nato con questo lavoro. A 3 anni io volevo fare il parrucchiere e a 3 anni io sapevo che a 20 anni io avrei avuto negozi. Non sapevo di poter diventare maestro artigiano, ma grazie al Confartigianato di Vicenza mi è stata fatta questa proposta e sono stato molto felice e quindi è stata una sorpresa bellissima e per me è stato un grandissimo onore. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.